Sindaco Mario Collet, oggi si è svolta un'importante manifestazione sull'uso dei pesticidi in agricoltura. La manifestazione si è conclusa proprio qui a Follina. I partecipanti però si sono lamentati. Lei avrebbe comunicato soltanto 24 ore prima della marcia un cambio di percorso. Cosa ci dice? Intanto vi ringrazio per darmi l'opportunità di fare chiarezza e di portare la verità su questo punto che ha suscitato un po' di equivoci, soprattutto con i partecipanti alla marcia. Io devo solo dire che sono stato informato dalla Questura di Treviso il giorno 26, cioè venerdì, alle 18:08 e mi è stato comunicato che la Questura aveva autorizzato la manifestazione. Essendoci logicamente gli uffici chiusi, ho convocato il sabato mattina alle 7 il vigile, abbiamo messo nero su bianco con l'ordinanza per la soluzione del tracciato alternativo e l'abbiamo comunicato alle 8 di mattina agli organizzatori della manifestazione. Penso che più di così non si potesse fare. Vorrei anche aggiungere che le difficoltà nel autorizzare il tracciato lungo la provinciale era stato da me segnalato alla Questura ancora il giorno 20, cioè la settimana prima. Perché? Perché a Follina nella stessa giornata c'era un'altra manifestazione sportiva, la gara ciclistica che si ripete da ben 67 anni e per la quale io come sindaco avevo già emesso l'ordinanza di variazione della viabilità. Chiarisco ancora meglio. Con questa variazione della viabilità e per poter permettere l'organizzazione di questa gara ciclistica viene chiusa da 67 anni, non da questa mattina come qualcuno ha voluto far credere, da ben 67 anni viene chiusa la strada provinciale in entrata sud a Follina. Se avessimo chiuso anche la strada provinciale in entrata nord, cosa avremmo fatto? Avremmo chiuso i follinesi in casa per una mattina? Io credo che un po' di buon senso da parte anche degli organizzatori, soprattutto nel chiedere magari al sindaco se il giorno 28 la loro manifestazione poteva coincidere con altre manifestazioni, si sarebbe arrivati a trovare una soluzione molto più intelligente di quella che è stata trovata. Sindaco, per chiudere, ci spiega la sua posizione sull'uso dei pesticidi? La posizione del sindaco di Follina sui pesticidi è quella di qualsiasi buon padre di famiglia che è dotato di buon senso. Sta a cuore la salute non solo di mio figlio, ma allo stesso modo la salute di tutti i miei concittadini. Però io dico che per poter risolvere questo problema bisogna sederci tutti attorno a un tavolo e cercare tutti insieme di trovare un'alternativa valida.